È successo un fenomeno, ripeto, mai accaduto a Vicenza, cioè lo scioglimento della neve in montagna immediato per un rialzo non atteso della temperatura, lo scirocco che impedisce al fiume di defluire regolarmente e quindi il fiume, il Bacchiglione, si è ingrossato e ha tracimato. Sotto accusa governo e regione perché sono stati tagliati i fondi per migliorare la situazione dei fiumi. Va anche detto che proprio recentemente sono stati fatti dei lavori sul fiume in città. Sì, ma guardi, io non voglio scaricare responsabilità su nessuno. È dall'una della notte scorsa che sono in azione diretta su tutta la città. Io dico che quando si tagliano in modo rilevante le risorse per la pulizia dei fiumi, degli argini, per l'attenzione ai fossati, sui consorzi di bonifica, quando si taglia la prevenzione, poi succedono queste disgrazie. Amen.